Se la signora Ministro potesse ascoltare, Presidente, è a lei che mi rivolgo. Signor Ministro, bisognerebbe ascoltare l'interrogante. Signora Ministro, grazie. Siamo qui per interrogare lei, gradiremmo che gentilmente ci ascoltasse. Nel mese di settembre l'INAIL, Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, ha pubblicato una gara d'appalto relativa al rifacimento del sito internet e della piattaforma internet dell'INAIL, prevedendo una base d'asta di oltre 20 milioni di euro, più 5 milioni di euro previsti per i contenuti. Agli occhi del mondo, signora Ministro, questi importi sembrano del tutto spropositati e fanno richiamare un altro caso che a posteriori si è verificato uno spreco enorme di denaro pubblico, che è il sito italia.it voluto dal Presidente del Consiglio Berlusconi. Noi le chiediamo, essendo già state aperte le buste, se non sia il caso, poiché mancano, non si conoscono gli studi di fattibilità dell'INAIL per determinare quella cifra, se non ritenga in via cautelativa di dover sospendere questa procedura per acquisire gli elementi necessari ad una valutazione seria di quanto avvenuto. Grazie. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero ha facoltà di rispondere. L'interrogante richiama l'attenzione sulla gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche in 2 lotti, indetta lo scorso agosto dalla Consip SpA per l'affidamento di servizi di sviluppo software, gestione di siti web lotto 1 e di publishing redazionale lotto 2 dell'INAIL. La gara in questione ha rappresentato la prima procedura a evidenza pubblica indetta dalla Consip a seguito dell'attivazione della convenzione INAIL-Consip siglata lo scorso 13 luglio. Secondo quanto riferito dall'Istituto, l'appalto in questione è finalizzato alla razionalizzazione e al potenziamento all'ulteriore sviluppo del complesso sistema di comunicazione di servizi all'utenza con integrazione delle diverse piattaforme attraverso cui vengono veicolate le informazioni e i servizi resi dall'INAIL agli utenti, inglobando altresì contenuti e servizi di pertinenza degli enti recentemente incorporati, IPSEMA e ISPEL. In particolare si risponde a quanto disposto dal DPCM del 22 luglio 2011 in materia di comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, che a partire da luglio 2013 richiede il trasferimento su canale telematico di tutte le relazioni amministrative tra imprese e amministrazioni pubbliche. L'Istituto ha riferito che l'architettura del sistema attualmente in esercizio risale a circa 12 anni fa e risulta inadeguata sotto il profilo infrastrutturale e tecnologico. L'Istituto sottolinea inoltre che la procedura in parola ha consentito di ottenere una significativa riduzione dei costi, certamente superiore agli 8 milioni di euro, circa 4 milioni se non si considerano i risparmi collegati all'incorporazione dei siti ISPEL e IPSEMA, come segnalato nel comunicato stampa del 2 agosto ultimo scorso. Si sottolinea inoltre che degli oltre 33 milioni di euro spesi complessivamente per servizi analoghi nel quadriennio 2009-2012 si è passati a una base d'asta di circa 25 milioni di euro per la nuova gara. Dal raffronto tra gli importi economici presunti per il calcolo della base d'asta della gara, circa 26,5 milioni, a quello del vecchio contratto, emergono risparmi economici per circa 6,4 milioni. Infine va precisato che quando si parla di attività redazionali non ci si riferisce alle attività di tipo giornalistico, si tratta piuttosto della redazione di documenti tecnici che entrano nei processi gestionali, nelle procedure amministrative e nei servizi che l'INAIL deve fornire. Il confronto con dati temporalmente omogenei evidenzia quindi un risparmio di circa 2 milioni di euro. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Borghesi. Grazie Presidente. Signora Ministro, non siamo soddisfatti della sua risposta, è una risposta un po' burocratica
capisco che lei abbia dovuto, come del resto anch'io, far riferimento a dei tecnici, però devo anche dire che le parole che hanno usato sono parole magari difficili da capire al cittadino comune, però molto semplici da comprendere invece dai tecnici del settore. Anch'io ho consultato un po' di tecnici del settore, i quali dicono, signora Ministro, che quell'attività potrebbe essere svolta benissimo con 1/10 di quella cifra di 25 milioni di euro a cui è stato o sarà aggiudicato questa attività. Vede, signora Ministro, il rapporto tra 1 a 10 è un rapporto troppo rilevante per poter essere accettato e accettabile, ed anche il confronto con il passato non serve, perché questo è ciò che dicono i tecnici, e credo che una buona gestione dovrebbe prima di tutto andare a fare delle verifiche, anche perché c'è un altro particolare, signora Ministro, che le sottolineo, e che è stato stabilito che per partecipare a questa gara bisogna avere un fatturato di almeno 10 milioni di euro in siti web. Lei vada, si faccia dire quante aziende in Italia e vedrà che forse questo bando è stato fatto per un'azienda sola, e questo sarebbe gravissimo, e incombe a lei l'onere di sospendere questa gara per fare queste verifiche, perché intanto per alcune persone morte recentemente in infortuni sul lavoro l'INAIL ha pagato 1.900 euro in tutto, e questa è una vergogna rispetto a questa spesa. Grazie.